Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, questo psicodramma del MES, del Meccanismo Europeo di Stabilità, o forse più noto, diciamo, nella pubblicistica come Fondo Salva Stati, che si ripresenta ciclicamente nella cronaca politica e che si ripresenta prepotentemente in queste ore in vista delle riunioni dell'Eurogruppo di giugno, è sommamente indicativo sul tipo di Europa che vogliamo. Cioè, a seconda di come uno approccia la questione del MES e della sua approvazione o meno da parte del governo italiano, diciamo si schiera con un modello di Europa. Uno è il modello eurocratico, per molti versi quello attualmente vigente, per cui le decisioni fondanti e fondamentali, le policy vengono calate dall'alto, meglio dal centro, da Bruxelles, da dove ha sede quello che la signora Thatcher chiamava un superstato, un leviatano continentale, vengono calate e, diciamo, con maggior o minor grado di orpelli, fatte digerire ai luoghi per eccellenza, espressione della sovranità popolare, i parlamenti nazionali, oppure c'è il modello appunto che difendeva la signora Thatcher, cioè il modello di stati nazionali in collaborazione competitiva tra loro che prendono le proprie decisioni sovrane nel suddetto luogo, diciamo, che incarna al massimo grado la sovranità popolare. Perché diciamo questo? Perché l'alternativa che si ripresenta in queste ore, dove appunto in vista delle riunioni di giugno si segnala un pressing forsennato, troppo forsennato, in bilico sull'essere rispettoso, per usare un eufemismo, di molti diciamo esponenti della suddetta eurocrazia, perché il Parlamento italiano approvi il famoso e o famigerato MES con veri e propri sconfinamenti di campo più o meno sgradevoli, tendenzialmente più. Sono intervenuti molti in queste ore, infatti, anzitutto il presidente dell'Eurogruppo medesimo, che è il signor Pascal Donohoe, che è il ministro delle finanze irlandesi. Ora, con tutto il rispetto che voce in capitolo abbia il ministro delle finanze irlandesi su cosa deve o non deve fare il Parlamento italiano, uno di tanti misteri del rito eurocratico. Comunque costui ha detto in queste ore, riferendosi alle riunioni preliminari di aggiornamento sul MES, diversi tra i ministri intervenuti hanno sottolineato l'importanza del ruolo del MES nell'assicurare stabilità finanziaria, rilevando il fatto che l'Italia non ne abbia ancora ratificato la riforma, che questo fatto impedisce allo stesso MES di mobilitare le sue risorse nell'ipotesi di una crisi bancaria. Quindi, come dire, cari italiani, datevi una mossa, se no questo strumento del Leviatano che abbiamo inventato e articolato non riusciamo a farlo funzionare. Non è però l'unico che in queste ore si segnala per una, diciamo, forte attività di pressing sul nostro governo. C'è lo stesso Pierre Gramegna, direttore esecutivo del MES, il quale l'ha messa giù come segue: dobbiamo tutti cercare di lavorare al fianco di Giorgetti, pur capendo le difficoltà, ma i rischi di una mancata ratifica da parte dell'Italia sono reali. Cioè il direttore esecutivo del MES usa dei toni un po' più bonari, paternalistici, e povero Giorgetti deve, Giorgetti tra l'altro è il primo a far notare in qualunque sede europea che non c'è la maggioranza parlamentare per questo, ma loro gli dicono purtroppo hai a che fare, però adesso li convinciamo, stiamo calmi, come dire, verranno a Canossa. Questo è il direttore esecutivo del MES, no? Una persona che non ha nessun mandato popolare diretto. C'è poi il sempiterno, se parliamo di eurocrazia, Valdis Dombrovskis, attualmente commissario europeo agli affari economici, che si è sentito di aggiungere come sia importante finalizzare la ratifica del trattato, rivisto in particolare per la funzione di backstop. Cioè è importante, non, come dire, piantiamola con questi vecchi riti, programmi elettorali, il consenso ottenuto su un mandato, la volontà espressa degli elettori. È importante ratificarlo, l'abbiamo deciso io e altri 3 eurocrati in questa stanzetta di Bruxelles. E allora capite che non si può non comprendere la reazione di Matteo Salvini, il quale a stretto giro ha
rilasciato la seguente nota e ha detto MES no. Il Parlamento, grazie anche alla posizione ferma della Lega, che ha sempre combattuto il MES sin dai tempi di Monti, quindi non si vede perché si debba inchinare a Dombrovskis obiettivamente se lo combatte da allora, ha già respinto il tentativo dell'UE di metterci questo cappio al collo. Dalla trasformazione in salvabanche non avremo nessun vantaggio perché le nostre banche godono di ottima salute. Ha poi aggiunto la stilettata politica, visto che si insiste a proporre questa modifica che la Lega non ratificherà mai, quindi detto dal segretario della Lega non c'è maggioranza parlamentare, non è un argomento così rilevante in democrazia, che peraltro è uno straordinario metodo politico e di convivenza escogitato sul suolo europeo. E quindi Salvini dice allora rispondiamo proponendo di liquidare la quota italiana per riprenderci i nostri 15 miliardi con cui potremmo abbassare le tasse, fare investimenti, aumentare le pensioni, lasciando liberi gli altri di fare quello che vogliono. Ecco, questo è il punto saliente. Addirittura che se ne pensi nel merito, e qui nel merito la si pensa come Salvini, ma perché non c'è ragione sul fatto, non c'è ragione oggettiva e interesse italiano per questa ratifica, ma al di là del merito, il metodo, lasciando liberi gli altri di fare quello che vogliono. È il metodo che consigliava la signora Thatcher, è il metodo non dirigista, non eurocratico, non uniformante, ma è il metodo della libera autodeterminazione degli stati nazionali. L'Italia ritiene di non ratificarlo, gli altri facciano quello che vogliono. E capite che è già un'importantissima questione di merito, ma è ancora più importante come questione di metodo. Sulla partita del MES si gioca l'esistenza o meno della sovranità e dell'autodeterminazione degli stati nazionali e dei paesi europei rispetto ai diktat degli euroburocrati. E quindi siamo sicuri che la Lega, il governo, il centrodestra terranno duro. Grazie a tutti, a domattina.